Allarme topi nel quartiere San Pio X, aumentano le segnalazioni dei cittadini. Oggi alcune mamme hanno documentato la presenza di roditori all'interno delle piscine comunali. Ho visto e gli ho fatto il video a questi topi dentro la piscina, che non si trova solo ed esclusivamente all'interno della piscina, ma in tutto il quartiere. E mi sono allarmata. Ovviamente la piscina è gestita per i centri estivi, quindi i bambini vengono qua e sono preoccupata. Sono nonna, sono preoccupata, ma non solo per i bambini, anche per noi del quartiere. Non è che capita tutti i giorni vedere dei topi in piscina e cosa, anzi è una cosa che a dire la verità qua a San Pio X non avevo mai visto prima. Quanti erano? Quanto erano grossi? Beh, erano grandi così, topolini. L'allerta per questa presenza inquietante ha indotto alcuni genitori a non mandare i propri figli ai centri estivi organizzati qui. Certo, non sono venuti molti bambini, i ragazzi oggi, ma anche mio figlio non voleva venire per questo. Quindi per protezione dei nostri ragazzi, dei bambini, dei centri estivi, di tutto, bisogna fare qualcosa, insomma, una soluzione. Anche perché di notte cosa fanno? Vanno in acqua e dopo fanno anche i bisogni, portano malattie. Sì, è preoccupante, e a me fortunatamente non è capitato, però credo che se delle mamme hanno foto e video forse è il caso di approfondire da parte dell'amministrazione. I responsabili della gestione dell'impianto assicurano di aver effettuato la regolare disinfestazione, che andrà comunque rinforzata. La situazione è sotto controllo, abbiamo agito tempestivamente e adesso monitoreremo costantemente e garantiremo anche un'igiene ancora ulteriormente potenziata in modo da evitare anche qualsiasi tipo di rischio per i bambini. Insomma, questa paura, secondo lei ingiustificata di questi genitori? È ovvio che come si sente al topo tutti corrono perché fa una certa impressione, però purtroppo c'è la campagna qui, io penso che siano topi di campagna che si avvicinano. Mi è stato segnalato che in tutto il quartiere di San Pio X da qualche mese a questa parte c'è proprio una vera invasione di topi e pantegane, quindi la cosa è stata già segnalata al sindaco. Io ho richiesto che venga fatta un'azione di pulizia profonda, perché il problema è anche proprio la pulizia del quartiere di per sé, quindi adesso aspettiamo delle risposte perché la situazione comunque è grave anche a livello igienico-sanitario.